Svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Anika Panfile, indagato Franco Battaggia, per il quale la donna lavorava. Secondo la procura l'ha uccisa nella sua abitazione ad Arcade e l'ha trasportata con il pick-up. L'avvocato Loretta Cassano, difensore di Battaglia, insieme all'avvocato Maria Palomba, definisce il suo assistito sereno e collaborativo. È sempre stato collaborativo con gli inquirenti. La morte di Silvio Berlusconi è la fine di un'era anche in Veneto. La commozione di Forza Italia, il ricordo degli alleati di centrodestra e degli avversari di centrosinistra per la scomparsa del Cavaliere. Mercoledì funerali di Stato e a Milano è lutto nazionale. Dalla posa della prima pietra del Mose, l'inaugurazione del Passante, fortissimo il legame con la nostra regione, la sua commozione ai funerali dell'amico Ennio Doris a Tombolo. Aperta un'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti sulla morte del 65enne imprenditore di Roncade nell'ennesimo incidente fatale sulla Treviso Mare. Resta da capire a chi appartenga il cavo che ha ucciso l'uomo, comunità sotto shock. Indagine della CGIL su utenti e dipendenti MOM, risultati scoraggianti. La CGIL chiede di rivedere il servizio a Treviso, servono più fondi. Veneto penultima regione in Italia per investimenti sul trasporto pubblico. Domani Sant'Antonio, su Rete Veneta, emittente del Network Media Nord-Est, dalle 5:30 del mattino la diretta della festa di Sant'Antonio. Al via la settimana che porta la Dunata Triveneta degli Alpini di Belluno, le Penne Nere in piena attività per allestire gli eventi della festa che culminerà domenica con la sfilata che seguiremo in diretta su Antena 3. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque questi titoli. Prima però parliamo di Ring, parliamo non solo del sondaggio che fra poco vedremo. Ring ovviamente è questa sera dalle 21:15 avrà tra i temi portanti inevitabilmente la morte di Silvio Berlusconi. L'altro grande tema che affronteremo sarà quello dei migranti, è un tema che affrontiamo nel sondaggio che abbiamo lanciato già nei nostri precedenti edizioni dei nostri telegiornali, partendo dalla proposta che Unione Europea, Italia e Olanda hanno fatto alla Tunisia, 100 milioni subito da Bruxelles per il controllo delle frontiere e il successivo finanziamento europeo di 150 milioni da inserire a bilancio, più altri fondi futuri, anche se, come sappiamo, per il presidente Sayed sono cifre irrisorie e l'accordo dunque resta aperto. Vi chiediamo: migranti, milioni dall'Unione Europea alla Tunisia, giusto secondo voi? Se per voi la risposta è sì, 0422 162 6691, se per voi invece no, non è una proposta giusta, 0422 162 6690. La chiamata come sempre è gratuita e non preoccupatevi se sentite il numero occupato, il nostro cervello elettronico, il nostro centralino registra nel momento in cui fate uno dei due numeri la vostra scelta. Questa sera vedremo poi anche il risultato durante la trasmissione Ring, che come dicevamo parlerà ovviamente anche della morte di Silvio Berlusconi. La affronteremo fra pochissimo nel nostro telegiornale. Avete già visto poi parecchi servizi, diversi servizi nel telegiornale del Veneto e anche in quello di Venezia. Apriamo però con la cronaca perché c'è la svolta attesa nell'indagine sulla morte, sull'omicidio di Anika Panfile, il delitto del Piave. Viene indagato Franco Battaglia. Sì, è proceduto a perquisizioni e sequestri per verificare l'ipotesi che in uno di quei luoghi sia avvenuta l'aggressione ad Anika e su uno di quei veicoli che abbiamo perquisito e sequestrato sia poi trasportato il suo cadavere. Così il capo della procura, Marco Martani. Il blitz dei carabinieri del nucleo investigativo è scattato al mattino presto. I militari dell'Arma si sono presentati in via Europa ad Arcade a casa di Franco Battaglia, 76 anni, soprannominato il re del pesce. All'uomo è stato notificato l'avviso di garanzia con l'ipotesi di reato di omicidio volontario. Per il momento non è stata disposta nei suoi confronti nessuna misura restrittiva. Dopo l'abitazione dove sono stati sequestrati telefonini, computer, auto e furgone è stata la volta della pescheria Il Tiburon di Spresiano lungo la Pontebana. Si cerca all'interno dei mezzi o dei locali il DNA di Anika. Massiccio l'intervento dei carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica. Sigilli alla casa. I carabinieri del RIS mercoledì mattina andranno nell'abitazione dell'uomo per effettuare tutti i rilievi. Ora si cercano indizi, prove. Per tutta la mattinata sono state eseguite perquisizioni e accertamenti. La donna sarebbe stata uccisa con un corpo contundente e non tagliente, colpita alla testa. La sua morte risale al pomeriggio di giovedì,
quando è scomparsa. Poi, sempre ipotesi, sarebbe stata gettata nelle acque del canale della Vittoria nella notte approfittando del buio. Anica è stata trovata la domenica 21 maggio da un pescatore in un isolotto del Piave a Spresiano. Il corpo forse gettato da un ponticello. Le indagini dopo meno di un mese si sono concentrate su Battagia. Il 76enne nel 2011 terminò di scontare una condanna a 21 anni di carcere per l'omicidio di un rivale nel 1988. Sarebbe stato lui l'ultimo a vedere Anica. La donna prima aveva lavorato nella sua pescheria, poi nell'ultimo periodo faceva le pulizie nella casa dell'uomo. Quel giorno, il 18 maggio, la 31enne è andata da lui, secondo quanto ha riferito l'uomo, per la consegna del CUD. Ma quel giorno è scomparsa nel nulla. L'imprenditore ha detto agli inquirenti che avrebbe prestato ad Anica 5.000 euro, la metà di un debito che lei avrebbe avuto con qualcuno. Versione tutta da accertare, ora ancora di più. Raggiunta al telefono in queste ore l'avvocato Loretta Cassano, difensore dell'ex Primula Rossa della Mala del Brenta, insieme all'avvocato Maria Palomba, definisce il suo assistito sereno e collaborativo. Sentiamo le sue parole. Io oggi ho assunto la difesa di fiducia del signor Franco Battagia, sono in corso degli accertamenti, attività tutta di indagine come lei ben sa, e che quindi al momento io non rilascio alcuna dichiarazione, e questo. Certamente. Avvocato, le possiamo solo chiedere come sta il suo assistito? Sta bene, sereno, è collaborativo. Sereno, sin da subito sereno. Si aspettava in qualche modo questi accertamenti o è rimasto un po' sorpreso? Guardi, lui è sempre stato disponibile con le autorità, quindi su questo sinceramente non sono in grado di risponderle. Prendiamo gli sviluppi. E adesso, tra poco torneremo alla cronaca, parliamo invece della morte di Silvio Berlusconi a 86 anni, davvero la fine di un'era. Mercoledì ci saranno i funerali di Stato in Duomo a Milano e sarà anche giornata di lutto nazionale, così è stato proclamato. Il cordoglio, la notizia ovviamente che è arrivata anche nella Marca, il cordoglio e i ricordi dalla Marca per appunto la figura di Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi è stato uno degli uomini più incisivi a livello politico, imprenditoriale, ha scritto la storia del nostro paese e soprattutto è stato all'avanguardia anche da un punto di vista comunicativo, quindi un grande personaggio a livello mondiale, non soltanto nazionale. Poi può essere piaciuto o non piaciuto, ma credo che questo sia il momento del rispetto. Una parte della storia dell'Italia, una pagina della storia del paese, unanime. È il messaggio di cordoglio lanciato dai leader politici della Marca trevigiana nel giorno della scomparsa di Silvio Berlusconi. Una notizia che ha valicato in pochi minuti i confini nazionali per diventare di interesse mondiale. Troppo presto per ragionare sul destino del partito nato a sua immagine. Oggi per tutti è il momento del lutto. Io credo che oggi ci sia soltanto da stringersi attorno al dolore della famiglia e ricordare quanto di straordinario ha fatto Silvio Berlusconi. Ha lasciato una squadra, ha lasciato dei valori, ha lasciato una macchina che è solo disposta e autorizzata a correre ancora di più. È chiaro che mancando un personaggio come il suo, così come lo conosciamo, come l'abbiamo conosciuto, non sarà facile ripartire con l'entusiasmo che lui sapeva dare a tutti noi. La notizia dell'aggravarsi della malattia circolava già ieri sera tra le chat dei vertici regionali, conferma il coordinatore provinciale di Forza Italia, Fabio Chies. Dobbiamo ricordare che l'importanza di Silvio Berlusconi come politico non è solo relativa a Forza Italia, ma è relativa a tutto il centrodestra moderno che oggi abbiamo in Italia. Devo dire che ho ricevuto tantissimi messaggi bipartisan, tantissimi messaggi di condoglianze rispetto ad una persona che era un punto di riferimento, se posso permettermi, non solo del centrodestra ma di tutta la politica italiana. Tra i ricordi più commossi quello di Letizia Ortica. Era il 1993 quando nello studio del dottor Sandali nacque il primo coordinamento di Forza Italia della Marca. Sono ancora incredula rispetto alla sua morte, perché sono quelle persone che hanno lasciato talmente il segno che danno veramente un'impronta
alla vita politica e anche alla vita personale, perché era un uomo tutto tondo, un visionario, una persona che aveva una grande umanità ma anche una grande chiarezza intellettuale. Ciao Presidente, un abbraccio alla famiglia. Tra i primi a ricordarlo in un Twitter il Presidente del Veneto Luca Zaia. Tra i messaggi di cordoglio anche quelli dell'opposizione, Antonella Tocchetto, e degli alleati, Elisabetta Gardini, ex Forza Italia. Io non ho condiviso molte cose di quelle che lui ha fatto, però riconosco che comunque è un pezzo di storia della nostra Italia e quindi insomma va, come dire, le condoglianze a tutta la famiglia e a tutto il popolo del centrodestra e di Forza Italia. Per le nostre generazioni che hanno vissuto quel 94, credo che con lui se ne vada un pezzettino della nostra vita, di ognuno di noi. Le opere inaugurate, i rapporti con il mondo imprenditoriale e finanziario, l'amicizia con Giancarlo Galan e poi l'alluvione, l'acqua grande a Venezia, l'addio a Ennio Doris, tanti i momenti in cui Silvio Berlusconi è stato presente in Veneto e nella Marca negli ultimi 20 anni. Ripercorriamoli. È un'opera che si identifica come la più importante oggi nel mondo per la tutela ambientale e che Venezia aspettava da tanto tempo. Il 14 maggio del 2003, assieme all'allora presidente della regione Giancarlo Galan e al patriarca Angelo Scola, Silvio Berlusconi è in laguna per l'avvio dei lavori di costruzione del sistema di paratie mobili progettato per salvare Venezia, il Mose. La prima simbolica pietra porta il suo nome negli anni del suo secondo e più longevo governo. Nulla in quella giornata di sorrisi e strette di mano fa presagire la dirompente inchiesta per corruzione del 2014. Berlusconi e il Veneto, Forza Italia e il Veneto, un legame trentennale che ha visto il leader azzurro ritornare a più riprese nel territorio per opere o eventi che ne hanno segnato la storia, ma anche per lo stretto rapporto col Doge Galan, di cui presenza a Villa Rodella a compleanno e matrimonio. Febbraio 2009 a Mogliano si inaugura il Passante di Mestre, opera viaria discussa e allo stesso tempo attesa, targata Galan e Chisso, che risolve il nodo delle lunghe code all'innesto della 27 in tangenziale. Dagli applausi alle contestazioni, è il 2010, l'alluvione mette in ginocchio Verona, Vicenza e Padova e proprio nella città del Santo, alla guida del suo quarto e ultimo governo, viene contestato insieme al capo della protezione civile Guido Bertolaso. Polarizza il mondo imprenditoriale veneto il Cavaliere, che nel 2013 sceglie per il tour elettorale l'ammaschio Gaspardo. Rimangono negli annali le battute a sfondo sessuale fatte nei confronti di un'impiegata della Green Power a Milano. E al fianco del governatore Luca Zaia e del sindaco Luigi Brugnaro nel novembre 2019 in una Venezia flagellata dall'acqua granda. Già 82enne non si tira indietro dal visitare Piazza San Marco allagata, ribadendo la sua posizione anche sull'autonomia differenziata. Sono convinto che si debba andare avanti su un'autonomia per tutte le regioni italiane. È un silenzio doloroso e carico di significato invece quello in cui Berlusconi, accanto a Marta Fascina, assiste ai funerali dell'amico Ennio Doris, fondatore di Banca Mediolanum, nella chiesa parrocchiale di Tombolo. La sensazione è quella di una pagina di storia imprenditoriale e personale che si chiude per sempre, e per Berlusconi è quella l'ultima volta in Veneto. E l'ultima intervista di Berlusconi nelle reti del gruppo Media Nord-Est fu nell'aprile del 2018 a Tele4 in occasione della visita del fondatore di Forza Italia a Trieste per le regionali, poi vinte da Massimiliano Federica. Un faccia a faccia con il vice direttore Ferdinando Avarino, di cui vi proponiamo un breve estratto nel quale parlava dell'esito delle elezioni nazionali soltanto un mese prima e della tenuta del centrodestra, con la speranza poi disattesa che non nascesse il governo giallo-verde, l'alleanza tra Lega e Movimento 5 Stelle. Allora sentiamo qualche breve passaggio. E non siamo quella coalizione artefatta di cui siamo stati accusati dai 5 Stelle. Noi siamo insieme da molti anni, dal 94 con un'interruzione che andò dal 94 al 2000, dal 2000 siamo sempre stati insieme. Abbiamo governato insieme per 9 anni il Paese, io sono l'italiano che ha governato più a lungo nella storia della nostra Repubblica e l'ho fatto sempre con la Lega. Governiamo anche importanti regioni italiane e le governiamo bene e ultimamente per presentarci alle ultime elezioni
abbiamo firmato un contratto in 10 punti che avevo preparato io un anno prima, che poi è stato sottoposto all'esame degli esperti di ogni singola forza, e i leader hanno firmato ciascuno di questi 10 punti. E poi ci siamo presentati insieme come coalizione alle elezioni, che aveva un sistema di voti uninominali, e 174 parlamentari sono parlamentari del centrodestra eletti dai voti di tutti e 3 i partiti. Io sono stato molto deluso del risultato del voto del 4 di marzo. Pensavo veramente a qualcosa di molto più sostenuto, addirittura ben oltre il 20%. Poi successivamente abbiamo cercato con coloro che fanno le indagini demoscopiche di sapere come mai Forza Italia aveva solo avuto il 14,5%, e ci hanno detto diverse motivazioni che probabilmente sono valide per capire quel risultato. La prima motivazione è certamente quella che io non ero candidato, e quindi molti si sono domandati alla fine, soprattutto quando noi abbiamo chiarito questo fatto della mia non candidatura, presentando il pur prestigioso Presidente dell'Assemblea europea, Antonio Tajani. La seconda cosa è il fatto che io avevo venduto il Milan, e questo, soprattutto con la gestione successiva, ha portato molta delusione negli 8 milioni di tifosi rossoneri. E poi infine ci sono tutte le calunnie, le menzogne, le cattiverie che mi sono state buttate addosso in quest'anno. Io sono sicuro della lealtà di Matteo Salvini nei confronti dei nostri comuni elettori, ma sono anche convinto che a lui non converrebbe mai di diventare un partner minoritario di un'alleanza con i 5 Stelle. Ma dovesse mai accadere, mettiamola così, ci potrebbe essere una conseguenza appunto nelle regioni in cui governate insieme, secondo lei? O no? No, io non credo, non so andare a fare progetti su situazioni che penso siano non reali. Adesso ci fermiamo, pochi istanti di pubblicità, c'è ancora molta cronaca di cui parlare. Rieccoci in studio in diretta. Allora ripartiamo dalla cronaca per parlare di incidenti. Parliamo innanzitutto dell'incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Castrette di Villorba lungo la Postumia, con il rimorchio di un tir che stava trasportando un carico di sementi che si è rovesciato finendo su un fianco. Sono intervenute sul posto alcune pattuglie della polizia locale di Villorba che hanno deviato il traffico, operazioni di recupero del carico che sono proseguite durante l'arco di tutto il pomeriggio. Disagi alla circolazione moderati, fortunatamente illeso l'autista del camion, ma avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori questo incidente che vediamo nelle immagini, così come avrebbe potuto avere conseguenze peggiori l'auto a fuoco, una Opel Insignia nei pressi dell'aeroporto di Treviso, coinvolto un 46enne del Padovano che ha prontamente accostato, accortosi subito dell'uscita di fumo dal veicolo. L'incendio è avvenuto in seguito a un'autocombustione, è stato spento pochi secondi dopo dai vigili del fuoco, aiutati da una pattuglia della polizia locale che ha bloccato la circolazione sulla via. Queste dunque sono drammi sfiorati. Non è stato così invece ieri sulla Treviso Mare per il 65enne Gastone Feltrin, imprenditore che ha perso la vita in un incidente davvero assurdo, l'ennesimo sulla Treviso Mare. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti. Resta da capire a chi appartenga il cavo che ha ucciso l'uomo sulla strada. Il cavo a terra, spuntato all'improvviso per diventare un'assurda arma mortale, e poco distante il corpo senza vita di Gastone Feltrin. La maledizione della Treviso Mare passa anche per queste tragiche, incredibili istantanee. Nemmeno il tempo di riprendersi dalla morte di Ludovico, Valeria e Dominga nella strage di venerdì notte, e la strada conta un'altra vittima in un incidente che la comune invece per assurda dinamica al dramma di Dina Zanatta, schiacciata dal carico di cemento del tir a San Biagio di Callalta. È tutto ancora da decifrare come il 65enne Feltrin, imprenditore, titolare della Feltrin più Mazarin di Monastier, molto nota nel settore delle lavorazioni metalliche, sia rimasto impigliato nel cavo mortale. Stava tornando a casa dopo un giro in Harley Davidson, una delle sue grandi passioni, sotto un violento nubifragio. Gli rimaneva poco più di 1 chilometro e sarebbe arrivato in via per Monastiera a Vallio, dove abitava con la famiglia.
ma ad appena 400 metri dal luogo dove venerdì notte si è consumata la strage delle 3 vittime, ha incontrato la sua sorte sotto forma di un cavo di plastica lungo 150 metri, di quelli che spesso si usano per imballare manufatti, sostanzialmente invisibile sotto il diluvio, nonostante il colore arancione, trascinato via dal vento fortissimo, probabilmente dal rimorchio di un camion e impigliatosi forse tra un albero e la strada. Si è attorcigliato velocemente attorno al 65enne, lo ha prima strangolato e poi decapitato. La moto ha percorso un centinaio di metri prima di finire contro il guardrail, mentre una 45enne che lo seguiva in auto e ha assistito atterrita alla scena ha chiamato i soccorsi. Sul posto la polizia stradale per gestire il traffico bloccato e soprattutto indagare sulla tragedia. Impossibile al momento capire da dove sia arrivato il cavo. L'unica ipotesi che gli inquirenti tendono a escludere è che sia stato piazzato lì di proposito. Non c'erano infatti persone presenti lungo il ciglio della strada quando si è verificato l'incidente e alcuni residenti rientrati prima che iniziasse il temporale hanno affermato che quel cavo non c'era. Dunque un'inchiesta per capire come è potuto accadere davvero questa assurda tragedia. Intanto c'è una comunità che ovviamente non riesce a darsi pace per quanto è accaduto e anche la famiglia. Per me è molto difficile. Da quando ho saputo la notizia e potuto ricollegare il nome alla persona, non sono più riuscita a recuperare una serenità. Una morte inspiegabile. Un'intera comunità sotto shock, quella di Roncade, che si stringe attorno alla famiglia Feltrin. Siamo distrutti, ci hanno detto. Gastone era sempre prudente, non riusciamo a capire come sia potuto succedere. Non si può morire così. Ci si chiede ma perché a morire sono persone così buone, così generosi, così leali. Non era solo una persona laboriosa, era una persona di una discrezione unica, ma una persona di un'infinita generosità. Imprenditore e padre, era molto conosciuto nella frazione di Vaglio, dove abitava con la famiglia, ma anche in tutta Roncade. Gastone Feltrin era anche un alpino, fin da giovanissimo, impegnato nel volontariato, una vita spesa per gli altri. Persona di una infinita, squisita dolcezza. Si rendeva utile su qualsiasi fronte, dal volontariato in tutti i campi, poi è riuscito appunto insieme alla sua famiglia e al figlio insomma, a fare di Vaglio anche una frazione molto molto importante, una vita dedicata al lavoro, alla famiglia e direi al volontariato. Il motociclista 65enne è la quarta vittima sulla Treviso Mare in soli 3 giorni. Si riaccende così il dibattito sulla sicurezza stradale e su quel tratto di strada che troppo spesso è teatro di tragici incidenti. Ci auguriamo che la Polstrada dia il via libera per installare un'auto Velox, dice la sindaca Zottarelli, anche se da solo non basta. Serve creare più consapevolezza perché quando si guida si ha in mano un'arma. Occorre realizzare in tutti i punti critici degli interventi che consentano di evitare l'immissione pericolosa sulla Treviso Mare o l'immissione a sinistra che magari può creare delle difficoltà anche a chi sopraggiunge e creare le condizioni per un incidente. Dopodiché ci sono altri punti in cui è necessario di nuovo creare una situazione di maggior sicurezza attraverso la realizzazione di rotonde. Torniamo adesso a Treviso, il dibattito è quello sull'aumento delle tariffe MOM. La CGIL ha presentato i risultati dell'indagine sulla percezione di utenti e lavoratori del trasporto pubblico nella provincia di Treviso, promossa dalla rete degli studenti medi appunto di Treviso. Sentite. È emerso soprattutto come elemento critico la scarsità di frequenza delle corse e la poca copertura di alcuni territori. Se colleghiamo questo all'aumento dei biglietti, il problema capiamo che è la gestione politica che si vuole dare del servizio di trasporto pubblico locale. E sono gli studenti che maggiormente hanno partecipato al sondaggio a chiedere a gran voce che si intervenga per migliorare il trasporto pubblico della Marca. L'aumento di prezzi e la scarsità di corse e collegamenti crea un divario difficilmente sanabile. Il fatto che degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, dei biglietti dell'autobus con prezzi comunque non indifferenti, soprattutto per famiglie con più figli, che adesso vedranno anche un aumento, determinano un vero e proprio ostacolo al diritto allo studio. E da anni SPCGL chiede una riduzione di costi degli abbonamenti per ISEE minori di 15.000 euro. Alcuni anni fa avevamo tentato una tariffa sociale, in questo caso un abbonamento sociale, per chi ha un ISEE di sotto i 15.000 euro. Non c'è stato nulla da fare.
ci hanno detto rivolgetevi ai comuni, cosa che noi stiamo facendo con le piattaforme che andiamo a proporre ogni anno. E molti comuni ci stanno dando retta. Secondo i rendiconti dei bilanci regionali, il Veneto è al penultimo posto per investimenti sul trasporto pubblico locale. Da parte di CGIL le soluzioni per migliorare il servizio esistono, ma per farlo servono fondi. Per questo il sindacato chiede un intervento deciso da parte della Regione. Pensiamo che la Regione debba in qualche maniera impegnare dei fondi, dei contributi da parte del bilancio regionale per due questioni. Uno, per fornire un servizio pubblico, compito del pubblico, e l'altro per provare a dare una risposta anche all'impatto ambientale. Adesso parliamo di Sant'Antonio, poche ore ormai alla grande festa e cresce il numero di pellegrini a Padova proprio in queste ore, e domani su Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est, dalle 5:30 del mattino la diretta della festa di Sant'Antonio, e dopo la messa delle 17 le immagini della solenne processione lungo le vie della città. Pellegrini da ogni parte del mondo, una basilica gremita durante tutti i giorni della Tredicina. È grande l'attesa per il 13 giugno, festa di Sant'Antonio, una giornata che Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est, vivrà in diretta con voi dalle 5:30 del mattino con l'apertura del portone della basilica per la prima Santa Messa delle 6. Eccola qui che si sta aprendo in questo momento, il rettore della basilica, padre Antonio Ramina, lo vedete, e da questo momento inizia ufficialmente la giornata di festa di Sant'Antonio. Una giornata lunghissima, alle 5:30, quindi la mattina ben presto apriamo la basilica ad accogliere quasi in un abbraccio affidato a Sant'Antonio tutti i pellegrini, e per chiudere poi alle 22:30, quindi un grande clima di accoglienza e di condivisione di questa festa antoniana. Un santo vicino alla sua gente che grazie alla comunità dei frati ha benedetto anche i tempi difficili della pandemia, dapprima volando sulle terre venete con l'elicottero nel 2020, l'anno del lockdown, poi via mare e fiume nel 2021 con lo straordinario pellegrinaggio della reliquia dell'avambraccio sinistro del santo dalla Basilica della Salute di Venezia sino a Padova. Ritornata sulle strade della città nel 2022, la processione del santo tornerà a percorrere il suo cammino tradizionale uscendo dalla basilica dopo la messa solenne delle 17. Mi piace pensare che Antonio, camminando in mezzo alle nostre strade, in qualche modo restituisca la visita di tanti pellegrini che vengono a trovarlo qui in basilica, e quindi camminando in mezzo a noi ci dona il suo sguardo accogliente, ci richiama a quelli che sono i valori fondamentali della nostra fede, cioè la giustizia, la comunione e il richiamo ad una vita evangelica che sappia di condivisione e di perdono reciproco. Fede, devozione e carità nello stile di Sant'Antonio. Alle popolazioni alluvionate dell'Emilia-Romagna andranno le offerte raccolte con il pane di Sant'Antonio, con le nostre telecamere che in diretta durante la giornata del 13 giugno racconteranno le difficoltà vissute dalla comunità dei frati nel convento di Faenza, momenti che con noi potrete vivere dall'alba al tramonto, dalle 5:30 sino alle 22:30 su Rete Veneta. Adesso noi andiamo nel Bellunese. E partiamo dalla cronaca. La cronaca è la paura per l'esplosione poco prima delle 14 alla ditta Ecorav di Longarone, che si occupa della lavorazione e dello smaltimento di rifiuti chimici. La chiamata ai pompieri è arrivata dalla vicina azienda Luc dopo che un enorme coperchio di ferro è piombato a causa dell'esplosione sul tetto dell'azienda, sfondandolo. Sul posto 2 squadre con autoscala che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'azienda, mentre l'elicottero del SUEM portava via l'unica persona ferita, un dipendente dell'Ecorav, fortunatamente in modo non grave. Secondo una prima ricostruzione, l'esplosione sarebbe avvenuta in un silos che conteneva acqua ossigenata. Sul posto anche l'ARPAV per valutare le condizioni dell'aria dopo l'esplosione, ARPAV che ha escluso che vi sia un problema ambientale. E poi ancora la cronaca, un'operazione dei carabinieri contro lo spaccio di droga al parco di Pieve di Cadore.
Droga al parco di Pieve di Cadore, il parco meglio noto come Rocco, lo ritrovo per giovani e meno giovani, appuntamento estivo immancabile per i turisti. Le indagini della compagnia dei Carabinieri di Cortina sono partite grazie ad alcune segnalazioni giunte da parte dei cittadini e all'intensificazione dei servizi in tutta l'area del Cadore tra Pieve, Domeggio e Calalzo. Ad attirare l'attenzione dei carabinieri alcuni movimenti sospetti nei servizi di controllo. Di sostanza stupefacente proprio i militari avevano parlato in un incontro tra forze dell'ordine e famiglie, cui avevano partecipato ben 350 genitori a Domegge lo scorso 30 di maggio. Importanti i numeri dell'operazione, 100 le persone identificate, 3 gli assuntori di droga segnalati alla prefettura di Belluno. Un uomo è stato fermato perché trovato in possesso di alcuni grammi. I militari, dopo aver perquisito la sua abitazione, hanno trovato altri 150 grammi di hashish, già suddivisi in dosi da vendere, oltre a 6.500 euro in contanti e materiale per il confezionamento. L'uomo si trova ora agli arresti domiciliari con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio, il materiale posto sotto sequestro. Il rapporto di fiducia e collaborazione tra cittadini e carabinieri, ha commentato il colonnello Pigozzo, comandante provinciale dell'Arma, porta a risultati importanti a salvaguardia del territorio. Continueremo, conclude, a lavorare in questa direzione, affiancati dalla grande sensibilità della Procura di Belluno. È una settimana dedicata agli alpini, quella che si apre oggi, che si è aperta oggi a Belluno e che culminerà con la sfilata del terzo raggruppamento domenica mattina, che Antenna 3 seguirà ovviamente in diretta, aggiornandovi appunto quel giorno in diretta, ma è una settimana che vedrà Antenna 3 aggiornarvi ogni giorno sugli eventi e i preparativi per la festa della Dunata Triveneta. Allora, proprio per questo partiamo dalla sede locale della locale sezione alpini per fare il punto della situazione ormai a 5 giorni dai primi grandi appuntamenti organizzati dalle Penne Nere bellunesi per la Dunata Triveneta. Lucio Zanato. Meno 5 giorni alla Dunata Triveneta degli alpini qui a Belluno. E qui nella sede della sezione c'è il cuore logistico dell'intero evento. E allora facciamoci raccontare come sta procedendo l'organizzazione di questo evento che culminerà domenica con lo sfilamento in centro a Belluno direttamente dal presidente della sezione, Lino De Pra. Presidente, e allora a che punto siamo oggi? Siamo abbastanza a buon punto. Io penso che ormai in questi giorni si concluderà quelle che sono le nostre montaggio, le nostre strutture, per cui diremo che a quel punto là siamo pronti a partire. Ecco, raccontiamo un po' com'è la sezione di Belluno. Quanti siete iscritti, le vostre attività? Sì. La sezione alpini di Belluno nasce il 19 giugno 1921. Oggi la sezione ha 6.050 i soci iscritti, di cui 620 sono i volontari di protezione civile. È una sezione molto attiva, molto disponibile. Abbiamo dei giovani che ci stanno dando una grossa mano con l'attività di protezione civile e anche negli ultimi anni abbiamo fatto notevoli iscrizioni perché proprio rappresentano quello che è lo spirito nostro di alpini e quindi condividono i nostri valori. Voi in questo momento logisticamente parlando siete già operativi in Piazza Piloni? Sì, in Piazza Piloni è stata allestita la struttura della ristorazione collettiva. Invece avete anche già aperto sabato una mostra molto importante perché questo vostro evento è legato molto al Vajont. La mostra che è stata fatta a Palazzo Bembo l'abbiamo proprio voluta proprio per completare quello che era il programma che comprende i 60 anni dell'anniversario della disgrazia del Vajont. Volevamo celebrare, ricordare nella conoscenza sia i nostri soccorritori che possono prendere atto di certe immagini che magari loro non hanno mai più visto nel tempo, ma soprattutto la conoscenza per i nostri ragazzi, e di questo abbiamo avuto grosse soddisfazioni perché con la conclusione delle scuole moltissime classi si sono presentati per vedere la mostra. 2 anni di preparazione mi pare. Certo, 2 anni perché noi eravamo pronti per il centenario della sezione del 2021, poi c'è stato quello che c'è stato e quindi abbiamo spostato, diciamo, l'appuntamento al 2023. Ci stiamo lavorando da tanto tempo, pensiamo di aver fatto un programma che soddisfi quello che è tutti gli alpini che arriveranno, tutti gli ospiti, e quindi ci aspettiamo una grossa partecipazione e che sia una festa per tutti. Alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura.
Bentrovati al meteo. Prosegue l'antagonismo tra la circolazione anticiclonica e una situazione più dinamica con impulsi freschi da nord-est. Martedì 13 giugno tempo buono ma con qualche disturbo. Vediamo allora insieme il dettaglio. Sul Veneto cielo irregolarmente nuvoloso con fasi di schiarite alternate ad addensamenti. Per quanto riguarda le precipitazioni invece la probabilità sarà alta in montagna, specie al pomeriggio. Qualche sporadico fenomeno potrebbe portarsi fin verso l'entroterra pianeggiante. Temperature in diminuzione, minime tra 14 e 18 gradi, massime tra 22 e 25 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo una residua nuvolosità, ma si avranno anche delle schiarite, qualche pioggia o rovescio sulla zona montana e localmente anche in pianura. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime sui 23-25 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo sole e nubi con qualche rovescio anche temporalesco, specie nelle ore più calde. Temperature minime intorno ai 16-18 gradi, massime sui 26-27 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.